canta con dolzura per una creatura sfiorata dal destino, lasciata su confine fra l'amore e la morte. Sconsolata che il tuo pianger le sotto che il sozzigo le metto che va de mare specchio e torna in trio, na 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 senza pressa, ora dritta, ora reversa, ora vesi un po' lontano. Ieri un coie domani. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, abbiamo cominciato con un primo estratto, un primo assaggio, Fada, questo brano, Erika Boschiero alla chitarra e alla voce, Sergio Ciao Marchesini alla fisarmonica, benvenuti nei nostri studi, grazie per essere qui con noi. Mercoledì 19 dicembre esce ufficialmente su tutti i canali, anche sulle piattaforme digitali come si usa oggi, nonché naturalmente anche nei negozi tradizionali, il nuovo disco di Erika Boschiero, che vi mostriamo anche in anteprima, e Sergio Marchesini, naturalmente, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti, cantato suonato da Erika Boschiero, con poi Sergio Marchesini che, come dicevamo, ha impreziosito questi 11 brani con i suoi arrangiamenti, e in più c'è anche Enrico Milani al violoncello. E torneremo a Baita, il titolo che riecheggia tra l'altro una celebre frase del sergente della neve, insomma quello che Giuanin domandava sempre al sergente maggiù, a Mario Rigoni Stern, che arriveremo a Baita, torneremo a casa, perché insomma questo disco ha un'atmosfera, ha un'ambientazione nella montagna, nelle nostre montagne. Ecco, Erika Boschiero, rapidissima biografia dei nostri ospiti prima di addentrarci un po' in questo nuovo lavoro. Insomma, Erika Boschiero, cantautrice, cantastorie, come lei stessa si definisce. Questo è il terzo disco
insomma, una delle protagoniste della scena musicale veneta e nazionale, tante collaborazioni, tanti progetti, concerti e vari lavori anche di teatro canzone, come si dice oggi, insomma in tanti paesi, tante regioni italiane, in tanti paesi d'Europa, e anche insomma ha suonato in Kazakistan, in Bielorussia, insomma un po' in giro per mezza Europa e anche un po' di Asia. Sergio Marchesin, da tanti anni una delle anime della piccola bottega Baltasar, anche lui musicista, suona la fisarmonica, come vedete, il pianoforte, compositore, arrangiatore, anche per il teatro, per il balletto, per il cinema, insomma anche diverse colonne sonore all'attivo. Anche lui insomma da diversi anni è sulla scena nostrana, nazionale e anche europea. Allora, dicevamo, questo nuovo lavoro dedicato alla montagna, Erika Boschiero, per lei è davvero un tornare a baita, perché in montagna sei nata. Io sono nata in Cadore, a Auronzo di Cadore, ci ho vissuto 11 anni e poi sono scesa in pianura, per cui sì, in realtà E torneremo a baita ha molti significati all'interno di questo album, poi magari abbiamo modo di approfondirli, ma uno può essere anche questo, che per me è un po' tornare a casa, raccontare dei luoghi dove sono nata, che sono anche i luoghi che hanno fatto tra l'altro nascere questo connubio musicale e artistico, nel senso che io, Paolo Cossi, il fumettista che ha illustrato il disco, ma in realtà che ha creato lo spettacolo che precede questo disco, perché sono già 3 anni che andiamo in scena con l'omonimo spettacolo E torneremo a baita, che è uno spettacolo appunto sulle Dolomiti, con lui che disegna in diretta quello che noi cantiamo. Ecco, io Paolo Cossi l'ho incontrato per la prima volta in un rifugio di montagna. Poi con Sergio ci siamo conosciuti grazie a un altro spettacolo sempre ambientato tra le montagne, che si chiama I Blues delle Alpi, con altri cantautori veneti, tra cui Marco Iacampo, Gerardo Pozzi, Ricky Bizzarro, molti altri, e così insomma si può dire che le montagne ci abbiano fatto incontrare, quindi per omaggiarle e ringraziarle abbiamo deciso di realizzare anche questo album. Questi intrecci, certo, perché non l'abbiamo detto, ma appunto questo disco ha avuto, come tutti i lavori ben fatti, una sua genesi, partita una lunga gestazione. Sì. L'incontro con Paolo Cossi poi risaliva ancora prima ad un altro spettacolo in cui avete cercato di unire questi due mondi all'apparenza inconciliabili, sì, come la musica, la canzone d'autore e il fumetto d'autore. In realtà già nel 2011 io e Paolo avevamo cominciato a collaborare con Ballate di China per diversi anni, insomma abbiamo fatto moltissime repliche, e dopo abbiamo deciso invece di dare una veste nuova, appunto di passare intanto come la televisione che è passata dal bianco e nero a colori, così abbiamo fatto noi, perché la china era in bianco e nero, e invece poi questa volta invece Paolo siamo Cossi passati disegna agli acquerelli, esatto, a colori, quindi abbiamo fatto l'upgrade al mondo dei colori, e colori a tutto tondo, nel senso che non ero più sola sul palco, ma ci ha raggiunto Sergio e quindi è diventato un trio fecondo, direi. Ecco, così coinvolgiamo anche Sergio Marchesini. 11 canzoni, 8 sono brani originali composti da Erika Boschiero, altri 3 classici riarrangiati, rivisti, insomma, del grande patrimonio musicale della montagna. Ma la cosa da dire per me sul repertorio delle canzoni di montagna è che, sai, in ogni regione diciamo che ogni compositore si chiede un po' qual è la musica da cui proviene, no? E in Veneto non è facile rispondere a questa domanda, perché non abbiamo una tradizione così presente nella nostra vita musicale, e non come può dire di averlo la Puglia, la Sicilia, no? A volte ti viene un po' l'invidia di queste regioni che hanno una tradizione così viva e così ricca anche, no? Però se uno va bene a cercare, diciamo che una delle cose che abbiamo e che in effetti risuona un po' in tutte le persone, noi lo vediamo quando le suoniamo queste canzoni, cioè veramente dai ragazzini al nonnino,
se c'è una cosa che abbiamo sono queste canzoni che sono quelle degli alpini, insomma, quelle comunque legate alla montagna, diciamo, in generale, ecco. Beppi De Marzi, di cui in questo album voi fate due canzoni, due delle più celebri, Signore delle Cime e Iosca la Rossa, diceva che il più bel complimento che possano fargli è quelli di dire che le sue sono delle canzoni popolari, nel senso del repertorio popolare. Molti non pensano che in realtà abbiano un autore, siano anche relativamente recenti. Lui dice è il più bel complimento perché vuol dire che sono entrate, no, nel patrimonio, un po' quello che diceva Sergio Marchesini, no? Questo è il patrimonio della canzone popolare veneta. Per un compositore è la massima aspirazione, io penso, perché hai quella sensazione di una canzone che è sempre esistita, è così perfetta che non può neanche averla scritta una persona, deve essere passata attraverso il tempo per diventare così bella, per cui rimane il massimo complimento, insomma. E anche il fatto che la canzone popolare è qualcosa che tutti sentono come propria. Per cui... Esatto, quindi 2 brani di Beppi De Marzi. Il terzo classico è un altro, davvero, questo sì, della canzone popolare, Stellutis Alpinis, che voi fate nella versione originale. Linguisticamente parlando sì, nel senso la facciamo in nel lingua testo friulana. Originale. Poi l'arrangiamento invece gli arrangiamenti sono tutti tutti un po' rivisti. Sì. Complesso accostarsi a queste canzoni e riarrangiarle. Sì, diciamo che non abbiamo cercato di stravolgerle, abbiamo cercato un vestito che fosse adatto a noi che le facciamo. Ha aiutato molto fare una scelta di strumenti, come vedi, acustici, legnosi, e anche di lasciare molta aria nell'arrangiamento. Non è un disco con molti strati, diciamo, molto semplice, con tanti vuoti, che per noi sono una cosa bella, per cui quello è stata un po' la chiave, ecco. Prima dicevamo in testo originale perché di Stellutis Alpinis sono state fatte negli anni tante versioni, ce n'è anche una che ha avuto grande successo, ad esempio di De Gregori, tradotta in italiano. Qui invece andiamo alla fonte, almeno linguistica, e poi invece 8 brani originali, però sempre comunque a tema montano. Sì, ci tengo a precisare che ce ne sono 4 interamente miei come testo e musica, invece 4 io ho solo scritto la musica perché i testi in dialetto bellunese sono di Gianni Secco, quindi ecco, è entrata anche la sua poesia a pieno titolo, insomma, in questo disco, perché altro personaggio nessuno come lui, insomma, poteva raccontare anche i miti delle Dolomiti e del territorio anche bellunese, insomma, così bene, secondo me. Infatti ha scritto dei pezzi straordinari. Ecco, quindi sì, anche leggenda, ma anche vite, vicende, come dire, della montagna quasi. Sì, abbiamo anche attinto. Beh, allora, in realtà, come spesso accade nei miti e nelle leggende antiche, poi ritrovi anche le vicende contemporanee del quotidiano. Quindi accanto ai miti appunto raccolti da Gianni, abbiamo recuperato alcune leggende dei Monti Pallidi, non so, magari qualche ascoltatore le conoscerà. Carl Felix Wolf era un antropologo che a fine 800 raccolse appunto questo materiale della tradizione orale che altrimenti sarebbe andato perduto. Abbiamo letto questi libri e insomma io avevo scritto alcune canzoni su questi testi e un paio di queste, sì, se non 3, no, un paio di queste sono entrate a far parte del disco. E allora sentiamo un altro pezzettino, un altro po' di questo E torneremo a Baita. Erika Boschiero, vi facciamo Sergio sentire Marchesini. L'Uomo Nero? È un'altra canzone in dialetto bellunese. L'Uomo Nero, insomma, lo conosciamo tutti, no? È questa figura che i nostri nonni ci tiravano in ballo quando eravamo bambini e quando dovevamo tornare a casa presto la sera, perché altrimenti avremmo incontrato l'Uomo Nero che ci avrebbe messo nel suo sacco, portato sulle montagne e lì mangiato in un sol boccone. In me la ditta che l'uomo nero non se lo vede, che nel mistero dove che il dorme non se lo sa, dove che il vive non le pensiaro ma sconde i bocce e le seguro rentoppa i crepe del montagnon e cola fan al fan boco boca mi boca ti boca gang gang gang
boca mi boca ti boca gang missi l'ho visto all'uomo nero, vide una volta appena scuro, ho visto l'ombria della del muro, col sacco in spalla, liga sicuro e rento in boccia, il portarà rento pai crep, del montagnone con la fanga, il fambo con gang, boca mi boca ti boca 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 gang, L'Uomo Nero e Torneremo a Baita, un altro dei brani contenuti in questo nuovo lavoro di Erika Boschiero, Sergio Marchesini, qui insieme a noi nei nostri studi. Montagne, canzoni di montagne, un omaggio alla montagna veneta, che poi anche all'interno, no, del libretto che come di consueto accompagna il CD, avete voluto anche un po' descrivere questa montagna. Allora, non solo montagna veneta, ovviamente qui si parla soprattutto di Dolomiti, quindi Dolomiti sono venete, certo, ma sono anche trentine, sono anche friulane. E ovviamente è un disco dedicato alle Dolomiti, ma anche alla montagna nella sua essenza, no? Quindi a quello che la montagna rappresenta per l'uomo. È un luogo dove l'uomo resta spesso da solo con se stesso, è un luogo che ci presenta degli ostacoli se andiamo a camminare in montagna, ma anche che ci presenta delle occasioni straordinarie per entrare in contatto con noi stessi, per accorgerci della bellezza che esiste su questo pianeta e che magari quando siamo in città non assaporiamo alla stessa maniera. È anche un luogo fragile e quello che è accaduto il 29 ottobre lo dimostra. Certo. Quindi è anche un luogo che ci mostra come effettivamente ci stiamo approcciando al nostro pianeta, come lo stiamo trattando e anche le conseguenze di quello che è l'operato dell'essere umano su questo pianeta. Poi infatti abbiamo deciso abbiamo coinvolto un geologo, Emiliano Oddone della Dolomiti Project. Ci sono diversi testi all'interno del libretto che è stato edito da Squilibri Editore, è una casa editrice molto bella. Infatti questo disco verrà anche venduto nelle librerie proprio perché poi vedremo meglio. È un vero e proprio volumetto, sì, perché insomma, ci sono i disegni di Paolo, quindi insomma qui ve ne mostro qualcuno se volete. E anche questo geologo nel raccontare insomma il perché delle Dolomiti, il perché dell'importanza di queste montagne che sono diventate patrimonio UNESCO qualche anno fa, oltre a ovviamente l'importanza paesaggistica, quello che rappresentano in termini di bellezza, c'è anche una cosa importante. Le Dolomiti, proprio per la loro storia geologica,
sono una specie di libro di racconto del mondo, perché attraverso i fossili che contengono gli strati eccetera racchiudono la storia del mondo, no? Nelle pagine di pietra delle Dolomiti intravediamo anche le diverse aree geologiche della Terra, e anche è possibile notare le 2 grandi estinzioni di massa che sono avvenute nella storia del pianeta. Le Dolomiti c'erano già e si vede proprio che a un certo punto i fossili non ci sono quasi più per un bel po' di anni, e a un certo punto riprendono, quindi la vita riprende e ricomincia. E le Dolomiti stanno lì a farci vedere questo, come a dire: attenzione che adesso pure voi insomma siete in una fase critica. Ecco. Insomma, Sergio Marchesini, dietro anche le canzoni di montagna c'è molto di più di vecchi scarponi, qualche stella alpina o qualche alpino, insomma, dedito a Libagioni, insomma, ci sono simboli potenti. Sì, c'è tutto un mondo, vabbè, che è anche quello, c'è anche forse un modo un po' una filosofia, un modo di sentire, no? Che è quello di chi fatica per arrivare un po' in alto, di chi ha un altro rapporto con l'ambiente un po' più prudente, un po' più conservativo, no? Alla fine, che siano i tibetani, che siano un po', insomma, da tutti quei popoli che hanno trovato un equilibrio con la montagna, anche con i suoi pericoli e tutto, ci arrivano tante ispirazioni, tante suggestioni, no? E anche tanta capacità di ascoltare, il modo con cui stare in mezzo alla natura ci apre anche le orecchie, è un po' così, è rilevante, è un po' quello che abbiamo cercato anche, come dicevo prima, con i vuoti, con questo disco, no? Di ritornare a un suono molto naturale, così che sia proprio, che ti faccia stare bene, come ti fa stare bene ascoltare il suono della montagna. Un monito attualissimo, al di là di tragici eventi di cui ricordava poco fa anche Erika Boschiero, ma che vale a maggior ragione, ma vale comunque per sempre, e che è bene ascoltare. Questo disco, dicevamo, in uscita il 19 dicembre, e per lanciarlo ci sarà anche un evento speciale, no? La sera del 19. L'evento è stato organizzato dall'associazione La Tenda, quindi va a loro il merito, insomma, di aver pensato questa iniziativa, e appunto per l'occasione abbiamo deciso, insomma, visto che era anche la cosa coincideva con la nascita di questo album, di invitare un amico, un uomo che le montagne le conosce piuttosto bene, che è Manolo, l'arrampicatore Maurizio Zanolla. Esatto. Il mago Manolo, per chi non lo conoscesse, insomma, il più grande arrampicatore italiano vivente, e su questo non si discute. Certo. Che ha scritto anche una sua bellissima autobiografia proprio di recente, Eravamo immortali, che presenterà appunto prima del nostro spettacolo la sera del 19. Quindi con un biglietto prendete due spettacoli in uno. Esattamente. Prima Manolo, poi noi, pacchetto completo. Lo ricordiamo, mercoledì 19 al Teatro Comunale alle 20 di Treviso, naturalmente al Teatro Comunale Mario Dal Monaco di Treviso alle 20:30. Alle 21, però diciamo che è meglio essere lì un po' prima, perché per ovvi motivi, insomma, però vi esortiamo anche a seguire su Facebook la pagina dell'evento, perché in realtà i biglietti sono già in vendita, o meglio c'è un'offerta responsabile, insomma, però bisogna prenotare i posti entro, insomma, so che tanti biglietti sono già andati. E quindi anche perché c'è meglio non trovarsi all'ultimo, perché certo, e poi non escludiamo che si corra il rischio, insomma, di non trovare posto. E naturalmente sulla pagina Facebook dedicata, sui siti internet ci sono tutti i dettagli dove trovare i biglietti, perché tra l'altro c'è anche una finalità benefica, quindi assolutamente tutti i proventi della serata saranno devoluti alle iniziative dell'associazione La Tenda, quindi insomma direi che anche questo è un altro motivo per venire. E quindi tre motivi. Oltre a Manolo. Mettiamoci pure il quarto, che è un bellissimo teatro, che magari qualcuno ancora non l'ha visto e che merita di essere. Insomma, avete capito, non potete mancare. Potremo andare avanti a trovare altri motivi, altre ragioni. Ci fermiamo anche perché purtroppo i tempi stringono, e
ci salutiamo con un ultimo brano in cui però, perché non so se lo suonerà in questo brano, ma insomma in questo disco Sergio Marchesini, oltre alla fisarmonica, suona anche uno strumento molto particolare che potrebbe sembrare uno xilofono, ma non lo è, ha un nome... No, è simile, Glockenspiel comunque. Glockenspiel, che è appunto è uno strumento... Così. Ecco, che è uno strumento montano, anche questo per certi versi, no? Che si richiama alla tradizione montana, alla tradizione della montagna. Chi lo sa, non lo so. Chi lo sa, sì, forse sì, Mozart lo usava, quindi insomma Austria montagna, tiriamo dentro anche Mo, di sicuro delle ascendenze nobili. Bene, e allora concludiamo questa volta con uno di quei classici di cui parlavamo prima. Sì, con Josca la Rossa di Beppi De Marzi. Erika Boschiero, Sergio Marchesini, e torneremo a Baita, il nuovo disco con i fumetti, i disegni d'autore di Paolo Cossi, gli acquarelli ad accompagnare, che poi troverete anche nel libretto, nel volumetto, anzi, insomma, allegato al CD, questo omaggio alle Dolomiti e alle loro storie. Grazie per essere state con noi. Scala rossa, pelle di bombasa, tutte le sere prima d'andare in letto, te stavi lì col letto, scarpe rotte, te ne guardavi drio dai occhi mori e te ballavi allegra tutta notte e i balli alpini te cantava i cori. Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Josca, 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 salta la mura, balla con me. Oh, Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Josca, 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 salta la mura, balla con me. Ti te portavi il sole ogni mattina e degli alpini te geri l'amorosa sorella, mamma bocca canterina, occhi del sol, meravigliosa rosa. Se tanto e tanto nu che te cerchemo, Josca la rossa amor, rosa Spagna, ma dove si tu anda, ma dove andemo, se morre menghi o morti o così sia. Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Josca, 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 salta la mura, balla con me. Oh, Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Josca, 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 salta la mura, balla con me. Busa con croce, sarà stai putei, la parna bara, e invece una cuna e dentro dorme tutti tuoi fradei fermi in pala coi occhi nella luna. Oh, Josca,
Iosca, Iosca, salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura, bala comi. Oh, Iosca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura, bala comi. Oh, Iosca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura, bala comi. Oh, Iosca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura, bala comi. Oh, Iosca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura, bala comi. Oh, Iosca, 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 salta la mura finché la dura. Oh, Iosca, 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 salta la mura.